Oggi parliamo della Sardegna e di una crisi sociale che sta diventando sempre più grave. C'è un nuovo rapporto della Caritas che disegna un quadro francamente allarmante, ma non si ferma alla denuncia, anzi indica una possibile via d'uscita, un modo per trasformare il semplice aiuto in una vera occasione di riscatto. Vediamo un po' insieme i dati e le strategie sul tavolo. Allora, partiamo subito con un numero che fa impressione. 128.000. Questo nel 2024 è il numero di famiglie sarde che vivono in povertà relativa. Non è solo una statistica, parliamo di famiglie, di persone, e la cifra da sola ci fa capire la portata dell'emergenza. E il problema qual è? Che la situazione non è stabile, anzi, sta peggiorando. Pensate che in un solo anno, tra il 2023 e il 2024, altre 10.000 famiglie sono finite sotto la soglia di povertà. È una crescita rapidissima, che non si può assolutamente ignorare. Ok, allora, per capire bene cosa sta succedendo, cerchiamo di definire meglio i contorni di questa crisi, la sua dimensione e la sua natura. Ecco, qui c'è un punto davvero cruciale, che emerge dalle parole di Raffaele Calia della Caritas. Magari i numeri della povertà assoluta non sono cresciuti, ma il problema è che si è cristallizzata. Cosa significa? Che per troppe persone non è più una fase, un momento difficile, ma è diventata una condizione permanente, una specie di prigione da cui è quasi impossibile scappare. Giusto per essere chiari, quando parliamo di povertà relativa non intendiamo solo non avere abbastanza soldi per le cose essenziali, intendiamo avere un reddito così basso da essere di fatto esclusi dalla vita sociale, da non poter partecipare alle attività che per gli altri sono la normalità. E se allarghiamo lo sguardo al resto d'Italia, la situazione della Sardegna è davvero grave, è la quinta regione più povera del paese. Questo per dire che non è un problema locale, ma una delle situazioni più critiche a livello nazionale. Bene, ma chi c'è dietro questi numeri? Proviamo ad andare oltre le statistiche e a dare un volto alle persone più colpite da questa crisi. Allora, guardate un po' chi sono le oltre 10.000 persone che hanno bussato alla porta della Caritas. La grande maggioranza sono italiani. La metà non ha un lavoro. E poi c'è questo dato che fa davvero riflettere: più di una persona su 4 chiede aiuto per la prima volta. Questo ci dice che la crisi si sta allargando, sta colpendo persone nuove che fino a ieri magari ce la facevano. E se scaviamo ancora un po', vediamo chi sono i più fragili. Sono soprattutto le donne a farsi carico del problema e a chiedere aiuto, spesso per tutta la famiglia. L'età è un fattore chiave, la fascia più colpita è quella tra i 50 e i 59 anni. E poi altri due elementi, la solitudine, visto che molti vivono soli, e un'istruzione non alta. È un mix di fattori che purtroppo rende le persone estremamente vulnerabili. E attenzione, perché qui c'è un punto fondamentale. Non stiamo parlando solo di chi non ha un lavoro. Quasi un quarto delle persone che cercano aiuto un lavoro ce l'ha o ha una pensione, ma non basta. Semplicemente lo stipendio o la pensione non sono sufficienti per vivere dignitosamente. Questo ci porta a capire una cosa importantissima. La povertà non è solo un buco nelle finanze, è un vortice, un circolo vizioso che si autoalimenta e da cui è difficilissimo uscire. Come funziona questa trappola? Il meccanismo è tanto semplice quanto terribile. Spesso si parte da un'istruzione bassa che porta a trovare lavori precari o a non trovarli affatto. Questo crea ovviamente una forte tensione economica, a volte debiti. E il passo successivo qual è? L'isolamento sociale e un profondo disagio psicologico. A quel punto trovare le forze per ripartire diventa un'impresa. E questo disagio psicologico non è un'idea astratta. In Sardegna si stima che circa 145.000 persone soffrono di depressione, una delle percentuali più alte in Italia. È un doppio fardello pesantissimo, la povertà materiale da una parte e il malessere interiore dall'altra. Per descrivere la situazione delle donne, il rapporto Caritas usa un'immagine potente e struggente, equilibriste dell'anima. Devono tenere tutto in equilibrio, la cura della famiglia, le difficoltà economiche, e il più delle volte lo fanno da sole, senza una rete di sostegno adeguata. Di fronte a un quadro così complesso, la domanda cambia. Non è più solo come aiutiamo nell'emergenza, ma come diamo gli strumenti per uscire da questa situazione. L'idea che sta emergendo è quella di passare da un modello paracadute a uno trampolino. Il paracadute, cioè il sussidio d'emergenza, ti attutisce la caduta, ma poi rimani a terra.
Il trampolino invece ti dà la spinta per risalire. L'obiettivo non è più solo assistere, ma rendere le persone autonome attraverso formazione e lavoro. E questo concetto lo spiega benissimo Anna Puddo, assessore a Cagliari. Dice una cosa sacrosanta: la povertà ha tante facce, non si può risolvere solo con un aiuto economico, servono risposte integrate, lavoro, formazione e una comunità che non lasci indietro nessuno. Ok, fin qui le idee, ma in pratica cosa si sta facendo per trasformare questa visione in realtà? Vediamo le azioni concrete che sono state messe in campo. Qualcosa si muove. Ci sono 250 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo per finanziare nuovi progetti di formazione e inclusione. Ci sono iniziative locali molto interessanti, come Custodi del Bello, che danno competenze e un lavoro riqualificando gli spazi urbani. E a livello politico si spinge per avere un fondo sociale unico per rendere gli interventi più stabili ed efficaci. In sintesi, la strategia deve agire su più fronti contemporaneamente. Certo, investire sul lavoro con formazione e tirocini, ma anche rafforzare le comunità, lottare contro il lavoro precario e in nero e, punto fondamentale, integrare il supporto psicologico negli interventi. Solo così si può sperare di spezzare quel circolo vizioso. E alla fine la domanda resta aperta, ed è una domanda che ci riguarda tutti. La strada per cambiare le cose è tracciata, ma la sfida è enorme. Il futuro dell'isola dipenderà dalla capacità di scegliere tra la rassegnazione di fronte all'emergenza e la resilienza per trasformarla in un'opportunità di rinascita.